Buongiorno da Leandro Maggi, lo vedo in diretta. Nella sala consigliare di Porto Tolle si è tenuto un incontro con il professor Paolo Feltrin dell'Università di Trieste, docente di Scienza dell'Amministrazione e Analisi delle Politiche Pubbliche. Presenti i sindaci di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, di Portoviro, Valeria Mantovan, di Michele Grossato nel doppio ruolo di sindaco di Rosolina e vicepresidente dei sindaci della Costa Veneta, e dell'assessore del comune di Chioggia Serena De Perini. Presenti inoltre anche rappresentanti di categoria, albergatori, balneari, tour operator del territorio Chioggia Delta. Ascoltiamo gli interventi dopo il saluto del sindaco Pizzoli, di Michele Grossato e del professor Feltrin. Qui sappiamo quanto è importante il fattore turistico per la nostra regione e credo che noi stiamo dando passo dopo passo comunque anche noi la nostra impronta, ed è la cosa che forse ci gratifica di più di questi ultimi anni. Questo è un programma che fa parte della strategia della nostra conferenza. I contenuti di approfondimento che ci propone il professor Feltrin sono sempre illuminanti e io le definisco come delle lezioni, perché quando si esce da questa stanza ti pone anche dei quesiti, ti pone anche degli spunti che sono tutti molto utili e ci danno la possibilità anche di affrontare nel 2023 che sicuramente non avrà meno incognite degli anni passati, perché avete visto che il sistema turistico è un sistema molto fragile. Basta un semplice virus come abbiamo avuto, adesso abbiamo il problema del caro benzina, che magari qualche tedesco dice ma cosa mi costa arrivare nel delta del Po in automobile. Ci sono tutti dei fattori che possono in maniera rapida, dalla sera alla mattina, mettere in rischio anche un'economia importantissima che è quella turistica del nostro territorio. E credo che sia doveroso da parte nostra come amministratori, ma anche da parte vostra come operatori, essere preparati per affrontare costantemente ogni giorno la sfida nel migliore dei modi, per riuscire, uno, a consolidare il turista che ha deciso di trascorrere la vacanza nel delta del Po, due, per portare anche linfa nuova, perché sapete che c'è sempre chi va, c'è chi viene, ma c'è anche sempre chi che cambia gusto, cambia moda di fare turismo, che può abbandonare le nostre località. Siccome credo sia importantissimo consolidare dei numeri anche importanti, noi dobbiamo insieme, facendo network, consolidare sempre di più questa presenza importantissima per il delta del Po. Anche il fatto del numero stesso del 1 milione di presenze, parlo per quanto riguarda Rosolina, è un numero che va congelato, nel senso che se andiamo sotto di questo numero c'è la possibilità di uscire da tavoli importanti. Però quando ci si ritrova e insieme agli operatori facciamo presente quanto sia importante anche avere dei numeri per essere rappresentati a livello nazionale, non è una banalità. Attenzione, che quella onda positiva si va esaurendo, cioè tutti noi, tutti i cittadini, eccetera, vogliono considerare il Covid una parentesi chiusa, non vogliono più sentirne parlare e possibilmente riprendere i grandi viaggi. Quello che è stato un vantaggio competitivo per il 2021-2022 non è detto che lo sarà nel 2023 e negli anni successivi. Questo bisogna dirlo perché è inutile indolare la pillola, l'infrastruttura. Se non ci sono grandi infrastrutture, niente sviluppo. Lo vedete, gli assi sono tutti quelli autostradali a 3-4 corsie e alta velocità. Sotto questo profilo il Veneto è drammaticamente in ritardo. Non c'è l'alta velocità Milano-Venezia, non c'è la terza corsia Bologna-Padova, non c'è l'alta velocità Bologna-Padova, no? Non c'è la direttrice nord e non c'è la linea commerciale. Abbiamo avuto modo insieme al collega Armelao di incontrare il ministro Salvini, abbiamo ribadito l'importanza
di sistemare una volta per tutte, sia per la questione della pericolosità, ma sia anche proprio per la viabilità stessa per tutti noi della Romea. Lui ha un dossier, ci ha garantito che la situazione è attenzionata e speriamo insieme, ancora una volta, adesso abbiamo anche condiviso un pensiero con Valeria e con Roberto, ma vedremo anche di coinvolgere il collega di Comacchio. Se facciamo un bel tandem fatto bene a livello romano, speriamo di arrivare a sistemare questa incresciosa situazione, perché siamo veramente fuori tempo massimo. Il mercato di riferimento dovrebbe essere, questa è l'idea che vi propongo, il turista centro-nord europeo. Se beccate quello, beccate anche tutti gli altri. Cioè, una volta che beccate quello, più o meno mantenete gli italiani e probabilmente ampliate il raggio di azione. Quindi la domanda è: cosa vuole il turista centro-nord europeo? Sotto questo profilo, attenzione, la Venezia occidentale, curiosamente, ha un vantaggio competitivo. Cioè, se io metto cosa chiede il turista del centro-nord Europa e cosa offre la Costa Veneta, ecco, tutto sommato la Venezia occidentale potrebbe avere dei punti di forza anche rispetto a Jesolo, Cavode, Cavallino, eccetera, eccetera. E vi vedremo un attimo perché. Cioè, a volte arrivare dopo è meglio. Arrivare dopo non è detto che sia sempre peggio, ecco, a volte diventa un vantaggio, ecco, questo potrebbe essere. Allora, che cosa chiede questo turista centro-nord europeo? Chiede green, green, green. Questa è la parola di moda che gira in tutta Europa. Okay? Qualcuno di voi può essere totalmente in disaccordo, può essere solo una moda, può essere solo effetto degli allarmi, eccetera. Però sta di fatto che chiedono questo. Non solo, la loro vita è già organizzata in quel modo. Le loro città, i loro paesi, eccetera, sono già organizzate molto più che da noi in quel modo. E quindi tendono a cercare nel posto in cui si va in vacanza le stesse condizioni che hanno a casa. Le stesse condizioni che hanno a casa, cioè andare molto in bicicletta, usare poco la macchina, avere differenziata, avere un ambiente molto pulito, cioè non ci deve essere neanche le cartine in giro, no, cioè una pulizia totale dell'ambiente, cosa che insomma anche in Veneto abbiamo qualche problema, ecco, mettiamola così, no? E avanti di questo passo. Allora la prima indicazione strategica è cosa si fa per andare in questa direzione. Vuole tutto green, ma arrivare in macchina e arrivarci velocemente, arrivarci bene, eccetera, eccetera. Perché vuole arrivare in macchina? Perché le biciclette, tutta questa storia qui, il treno, eccetera, eccetera. Sotto questo profilo, il più grave fattore critico del turismo della Venezia occidentale è la viabilità. Ok? C'è niente da fare. No. E prima si riesce a creare un movimento, una pressione forte per la Romea commerciale e prima avete risolto il problema.